Dopo il successo delle iniziative estive per tenere compagnia ai nostri nonni, con l'arrivo dell'autunno parte la rassegna La Bella Età, che con più di 150 eventi in programma da ottobre a marzo raddoppia l'offerta di appuntamenti, spettacoli e occasioni di incontro dedicati in particolare agli over 65. L'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini fa il punto. Dopo il successo delle iniziative Estate a Palazzo, che ha visto centinaia di nonni e nonne frequentare i musei, stare insieme, fare merenda insieme durante l'estate, grazie alla collaborazione con Red Carpet for All e l'istituzione veneziana al servizio della persona del Comune di Venezia, proponiamo anche per l'inverno una marea di eventi dedicati alla terza età. Ecco in che cosa consiste la proposta finanziata dalla Regione Veneto. Si chiama La Bella Età, una rassegna che vedrà coinvolte biblioteche, musei, luoghi della cultura, centri civici, dove andremo a fare appunto attività di intrattenimento, ma anche semplicemente di lotta alla solitudine, dedicati agli anziani della terza e della quarta età. Un progetto che ha un valore sociale ma anche culturale. Tutti gli eventi sono gratuiti ma occorre prenotarsi. Il programma, promosso dall'associazione Red Carpet for All e finanziato appunto dalla Regione Veneto con il contributo dell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, è stato realizzato in collaborazione con l'Assessorato Comunale alla Coesione Sociale di Venezia e con la Rete Biblioteche di Venezia, oltre che con numerose associazioni del territorio attive nel sociale e con diversi musei. Persone ancora autosufficienti, che hanno ancora tanta energia da dedicare, tanta voglia di scoprire, tanta curiosità, in cui alle volte basta trovare il modo di coinvolgerli e farli uscire di casa. Quindi lotta alla solitudine, invecchiamento attivo, lotta al decadimento cognitivo, e lo facciamo insieme al mondo culturale, al volontariato, al terzo settore.